Buonasera a tutti, inizia un nuovo anno lionistico e io come presidente del Lions Club San Daniele sono qui appunto a ricordare le nostre iniziative e a ricordare cos'è il Lions. Il Lions International è la più grande associazione laica di service, ovvero di volontariato nel mondo. È international perché ogni socio può partecipare alla vita del club in tutto il mondo. Ha 100 anni, oltre 100 anni di service, perché del 1917 la fondazione, 1,5 milioni di soci, 47.000 club, 209 paesi e aree dove si opera il Lions. Il nostro hashtag è quello We Serve, e We Serve è nella salute, nell'ambiente, nella scuola, giovani, sport e comunità, dove soprattutto facciamo informazione e cultura, non assistenzialismo puro. È un volontariato, tutti sono volontari e anche la gestione economica del club è sostanzialmente finanziata in proprio dai soci o dalle donazioni, che non c'è nessun finanziamento pubblico del club. Nell'informazione e nella cultura quest'anno abbiamo forse esagerato, abbiamo fatto programmato molti incontri. Il primo l'abbiamo avuto con l'ambasciatore Zanner, che ha parlato della geopolitica e dello sviluppo sostenibile. Abbiamo combinato le esperienze dell'anno scorso facendo sia degli incontri in presenza trasmessi anche in web e anche degli incontri solo in web, come stasera. D'altra parte stasera parliamo di cyber security, non poteva non essere sul web. Oltre a stasera avremo un meeting in presenza e web con l'azienda Cimolai. Abbiamo fatto una serie di incontri sul cosa vuol dire fare impresa in Friuli Venezia Giulia, e anche per presentare le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Non sono tutte, perché non possiamo, le eccellenze sono tante, noi siamo conosciuti in tutto il mondo come grandi lavoratori, ma abbiamo anche dei grandi imprenditori. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere Cimolai il 29 di questo mese, poi avremo Anna Mareschi Danieli a marzo, avremo Clara Maddalena da Maddalena SPA ad aprile, e quindi avremo una specie di fil rouge che unisce queste iniziative. In novembre avremo un altro incontro di un'altra eccellenza all'estero, un collega, il professor Risaliti, che è andato a operare a Dubai. Poi avremo un incontro con Silvio Brusaferro, questo via web. Poi in gennaio avremo Floramo, che ci parla una serata con Floramo sui viandanti sul fiume Tagliamento. In febbraio un incontro con Luca Ponti, all'Avvocato si dice tutto, si parlerà un po' della giustizia e sulla verità della giustizia attuale. In marzo avremo un incontro un po' particolare fra un socio che è un esperto di produzione del pane e sempre Luciano Floramo, che ci parlerà del pane come cosa mistica nella religione. Insomma, dovrebbe essere una cosa abbastanza interessante e intrigante. E finiremo in maggio con un incontro con Gabriele Lualdi su impresa, filantropia, imprenditoriale, il volo, la vela, il golf, un po' di tutto di quello che si interessa il nostro amico. Questa sera appunto parliamo di un argomento diverso da quelli che abbiamo fatti l'anno scorso, che l'anno scorso abbiamo parlato quasi solo di virus. Ci siamo un po' anche scocciati da questo virus per tanti motivi, ma anche da tanti virologi, da tante polemiche che ci sono, che oggettivamente non hanno senso. Però c'è una nuova pandemia, un nuovo rischio che abbiamo in futuro, che è la cyber pandemia, e per parlare di queste cose abbiamo due esperti. Uno condurrà la serata, è Andrea Lacara, che la maggior qualità che ha è socio Lions, ma oltre a questo naturalmente è un imprenditore, il fondatore e titolare dell'Altec, che opera appunto nel mondo dell'informatica. In più abbiamo il relatore ufficiale, che è il dottor Manuel Cacitti, che è un esperto di sicurezza dei dati, auditor, e che ci guiderà in un mondo che è sicuramente molto utile, molto importante per tutti noi, ma è altrettanto pericoloso. Per cui darei la parola ad Andrea, che condurrà tutta la serata, e grazie direttamente a tutti i due relatori di questa serata, e un saluto a tutti chi ci ascolta.
Grazie Presidente per la parola. Buonasera a tutti, sono Andrea Lacara, socio Lions, mi ha già presentato il Presidente ampiamente e diciamo che per me questa sera è un onore essere davanti a tante persone a parlare di cyber security, anche se io mi ritengo più che altro un meccanico dell'informatica cosiddetta, perché agisco veramente sulla parte diciamo più che altro strutturale e di difesa e quindi sono in trincea come un infermiere fondamentalmente, oso definire. Stasera per me è un onore avere diciamo, la possibilità di intervistare e avere anche dei chiarimenti su quella che anche il Presidente ha definito come veramente una pandemia informatica o di sicurezza che per me diciamo nel nostro mondo è classificabile quasi come un primario o un massimo chirurgo, insomma, questo per fare un'analogia col mondo medico. E quindi per me è un onore e un piacere introdurre il dottor Manuel Cacitti. Buonasera dottore. Buonasera a voi. Eccoci qua. Dottor Manuel Cacitti, esperto di sicurezza di dati e auditor, opera da oltre 15 anni su progetti nazionali e internazionali finalizzati all'implementazione e mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, continuità operativa, analisi e gestione del rischio, IT security e governance e auditing. Svolge attività di ricerca e divulgazione in merito all'ottimizzazione dei processi, metodologie e tecniche per la gestione delle informazioni classificate secondo schemi di codifica militare, il trattamento e la conservazione di dati particolari, giudiziari e clinici. Che tra l'altro poi avremo modo anche di fare qualche domanda sugli ultimi eventi che ci sono stati. Svolge attività di intelligence mediante tecniche di analisi su fonti aperte per soggetti pubblici e privati. Si occupa di progettazione e valutazione dei sistemi di sicurezza su infrastrutture critiche informatizzate. Collabora in qualità di guest lecturer e docente con alcune università nazionali e accademie private. È vicepresidente del Centro Studi per la Sicurezza ITAS Forum, socio ISACA, AICA, AIIC, AIP, Federal Privacy Network. Leader Auditor ISO 27001, 22031, 20000, 9001 e certificato SISA, CD, PSE, ITL e su altri schemi relativi al settore della protezione del governo dei dati. Molte sigle che dopo anche il dottore ci spiegherà ampiamente. E chiaramente ometto la parte del curriculum che potremmo stare qua tutta la serata a leggere perché è veramente zeppo di certificazioni, poi tutta una serie di esperienze che hai. Lascio la parola a te Manuel, così ci puoi raccontare un po' quello che adesso, come ha definito il Presidente, la pandemia informatica che stiamo vivendo. Prego. Perfetto, grazie mille. Buonasera a tutti. Un grazie particolare per l'invito, in realtà è per me un grande onore potervi fare compagnia in questo spazio. Questa sera sì, vorrei parlare esattamente di una pandemia, di un virus in qualche modo un po' diverso da quello tipicamente conosciuto legato all'essere umano, però non meno impattante, non meno pericoloso. Vorrei quindi diciamo fare una breve panoramica su quello che è il tema della sicurezza informatica, o meglio, ogni tanto io dico provocatoriamente della insicurezza informatica, esatto, della cyber insecurity in qualche modo. Cercare anche di capire come, diciamo, lo scenario evolutivo di come oggi noi ci troviamo ad utilizzare le tecnologie, sia in un contesto lavorativo, ma anche a casa, o anche, diciamo, nella quotidianità, perché oramai, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone, o comunque i dispositivi mobili, spesso non facciamo solo uso, ma facciamo abuso diciamo, di dispositivi e di tecnologie. E quindi cercare di capire anche nella situazione corrente in cui viviamo quali sono le potenziali minacce,
che cosa è possibile fare, come possiamo in qualche modo provare anche a metterci nell'ottica di comprendere quale può essere una modalità di lavoro o comunque di fruizione di questi strumenti utile per minimizzare i rischi in qualche modo. Ecco, diciamo che io parto sempre da un presupposto che è questo. Noi oggi viviamo in un contesto dove le tecnologie ci permettono di fare quasi tutto. Viviamo in un contesto, in uno spazio, in un'era in cui tutto quello che abbiamo disponibile come tecnologie hardware, tecnologie software, sistemi informatici, ha dei livelli evolutivi notevolissimi. Oggi ci troviamo a lavorare con cose che non solo alcuni anni fa non esistevano, ma addirittura non erano neanche immaginabili. Pensate solo al progresso che stiamo avendo con tecnologie come l'intelligenza artificiale. Ecco, la cosa paradossale, su cui invito sempre a meditare, è questa. Viviamo in un periodo di accelerazione tecnologica impressionante. Abbiamo tecnologie praticamente per fare tutto, anche da un punto di vista di tecnologie deputate alla sicurezza delle informazioni, dei dati, eppure quello che succede è che progressivamente ogni anno la quantità di attacchi informatici e l'incidenza di questi attacchi aumenta a livelli quasi esponenziali, anzi senza il quasi, di fatto sono degli scenari preoccupanti. E allora io invito sempre a riflettere, com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che nel momento in cui potremmo disporre delle migliori tecnologie per difenderci, per proteggerci, in realtà aumentano esponenzialmente gli effetti e gli impatti diciamo di quelli che sono i virus, di quelle che sono le infezioni o comunque gli attacchi informatici. Ecco, io invito sempre qui a fare una riflessione e a riflettere su chi utilizza le tecnologie. Le tecnologie sono strumenti utilizzati dall'uomo e quindi alla fine il fattore che ancora oggi è quello determinante è il fattore umano. Siamo noi che usiamo in modo spesso erroneo, sbagliato, le tecnologie. Ed è questo che tante volte caratterizza una dimensione anche di non percezione. Adesso io avevo un contributo di slide che chiedo alla regia di farmi partire. Ecco, grazie. Che è un contenuto, tra virgolette, molto semplice, fatto per immagini, per macro concetti. Come vi dicevo, appunto, tante volte si pensa che lo scenario di attacco rappresenti una dimensione fortemente focalizzata sull'esterno. Spesso magari però sarebbe il caso di guardare dentro, nel senso guardare all'interno della propria azienda, della propria attività di lavoro, guardare dentro anche le proprie abitazioni per capire quali tecnologie abbiamo in casa e soprattutto come le utilizziamo. Perché tante volte è questo. Provate a pensare a come voi oggi, come noi tutti, mi ci metto anch'io perché chiaramente si può migliorare sempre. Come utilizziamo uno smartphone, come utilizziamo il portatile, il PC portatile, come utilizziamo il computer, come utilizziamo anche oramai gli strumenti che ci permettono di guardare la TV in streaming, piuttosto che anche la banale stampante che oggi è connessa in rete. Ecco, se ci fermiamo a meditare su come utilizziamo queste tecnologie, scopriamo effettivamente, come vi dicevo, che l'anello debole rimaniamo noi, rimane l'essere umano, il cosiddetto fattore umano. E su questo, diciamo, ci giochiamo tanto, perché effettivamente oggi, se andiamo ad analizzare, anzi magari poi
vedremo nel dettaglio alcuni esempi di alcuni attacchi recenti. Ecco, se noi andiamo ad analizzare quelli che sono gli attacchi che hanno avuto più impatto negli ultimi mesi, per quanto possano sembrare scenici o anche complessi, poi nella loro formula riduttiva scopriamo sempre che alla base c'è l'imperizia dell'essere umano, una tecnologia usata in modo non corretto, piuttosto che anche una leggerezza nell'uso di uno strumento, di un PC, di un calcolatore, piuttosto che la tipica mail di phishing che viene aperta, quindi una classica mail che in qualche maniera è ingannevole per il soggetto che la valuta, che la legge, clicca su un link, su un allegato, e questo fa partire un'infezione che spesso si propaga all'interno non solo della macchina, quindi non solo del proprio computer, ma possibilmente, ad esempio, in azienda un'infezione può cominciare a propagarsi all'interno della rete dell'azienda e quindi progressivamente infettare tutte le macchine dell'azienda. O anche, questo può succedere chiaramente con un impatto forse minore anche in qualsiasi nostra abitazione. Chiaro, gli esempi più eclatanti sono proprio quelli legati alle aziende oppure anche alle infrastrutture, che sono considerate infrastrutture critiche del sistema paese, pensiamo agli ospedali. Il caso recente del Lazio ce lo insegna. Ci sono delle condizioni dove nel momento in cui un'infezione che si propaga all'interno di una rete può determinare il blocco, il fermo di un'azienda. E abbiamo esempi eclatanti, diciamo, di grosse aziende italiane. Diciamo, adesso posso citarvi anche qualche nome, tanto non vado a violare nessun tipo di elemento di confidenzialità, perché sono tutti nomi che sono usciti sulla stampa e di cui si è abbondantemente parlato, ma pensate a brand come Luxottica, come Geox, come Benetton. Addirittura, per fare un esempio locale, in Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto il caso della nostra Eurolls, un'azienda anche di dimensioni consistenti che purtroppo ha subito un attacco e per la quale si è determinato poi un effetto, diciamo, anche di negatività sul business, perché chiaramente nel momento in cui io fermo un computer, non pensate solo che il computer debba essere il computer di lavoro. Tante volte questo è successo, anzi l'effetto più grave che ci può essere all'interno di un'azienda è quello in cui vengono fermate le macchine di produzione, perché queste macchine di produzione altro non sono che comunque delle macchine connesse degli elaboratori e quindi connesse a un PC, e quasi sempre questo PC è connesso in rete. Quindi il paradosso è che da un'email infetta, che magari attiva un virus tramite il computer della postazione dell'amministrazione, io posso seriamente compromettere tutta la rete informatica andando a bloccare anche le macchine di produzione. E in questo caso le perdite possono diventare anche consistenti. E si possono addirittura stimare. Provate a pensare a una macchina di lavoro che riesce a produrre una quantità di pezzi nell'unità di tempo, nell'unità di ora, e ognuno di questi pezzi chiaramente ha un valore economico definito e determinato. Ecco, rispetto al numero di macchine ferme, per il numero di ore ferme, paradossalmente ogni tanto per il numero di giorni fermi, perché alcune aziende sono state ferme per giorni interi, stiamo poco a fare un conto, diciamo, di quanto è la perdita economica stimata. Ecco, sono degli attacchi tante volte pericolosi, possono portare a dei blocchi significativi, in alcuni casi le aziende si fermano, addirittura le aziende falliscono purtroppo. Le strutture critiche come possono essere gli ospedali possono ad esempio non più essere in grado di erogare un servizio e chiaramente i servizi, ad esempio, di una struttura sanitaria, capite bene che sono dei servizi primari per la qualità, la salvaguardia e la tutela della vita umana. Recentemente abbiamo avuto un caso in Germania dove, diciamo, una dinamica abbastanza complessa, ma purtroppo a seguito di un'infezione, diciamo di un virus informatico, una struttura ospedaliera ha subito una compromissione tale per cui un paziente è anche deceduto a seguito di questa dinamica. E questo è molto grave, nel senso che qualora anche la sicurezza delle informazioni, che è qualcosa di intangibile,
rispetto magari alla sicurezza, che ne so, la sicurezza sul lavoro. È chiaro che se anche la sicurezza delle informazioni ha come effetto, quindi qualcosa del mondo dell'intangibilità, porta come effetto il fatto che riesca a compromettere o addirittura a privare un essere umano della sua vita, vuol dire che ci stiamo muovendo in un ambito che sicuramente ha una sua pericolosità, una sua rischiosità. Tra l'altro, come cambia lo scenario? Perché lo scenario, diciamo, legato alla diffusione delle minacce informatiche, dei virus, è cambiato in maniera molto sostanziale negli ultimi anni. Infatti, tendenzialmente una volta la condizione che si valutava era: a me potrebbe non succedere. Perché? Perché magari sono una persona singola, perché sono una piccola azienda, perché non sono interessante per un tipo di profilazione o di attacco che spesso era rivolto alle grandi organizzazioni. Diversi anni fa gli attacchi di un certo tipo, gli attacchi informatici di un certo tipo, erano rivolti primariamente a organizzazioni di un certo tipo, dove il dato aveva un valore e quindi lo scopo era quello di sottrarre, di esfiltrare dei dati che poi potevano essere riutilizzati. Ecco, quindi era una questione di se sarò attaccato. Io oggi riporto sempre un concetto che è questo: ormai per il tipo di periodo che stiamo vivendo non è più una questione di se sarò attaccato, ma è più che altro una questione di quando sarò attaccato. Perché? Perché oramai tutti noi, dalla singola utenza domestica fino alla grande azienda, siamo dei potenziali bersagli di attacchi informatici. E questo perché? Perché in realtà cambia anche lo scenario degli attaccanti. Oggi abbiamo a che fare con dei veri e propri criminali organizzati, spesso, diciamo, presenti in una forma estremamente organizzata, spesso a disposizione notevoli capacità di spesa e quindi di investimento, con delle logiche tecnologiche sempre più evoluti e sempre più performanti. Tanto è che molto spesso, diciamo, chi deve contrastare questo tipo di organizzazioni, perché ormai si parla di organizzazioni criminali, fa molta fatica proprio per il livello di organizzazione e di dettaglio a cui possono arrivare. Ecco, vi dicevo, non è più una questione di se, ma è una questione di quando. Perché? Perché oramai lo scopo rimane sicuramente lo scopo primario di cui vi parlavo prima, quindi quello di anche poter, diciamo, intervenire su dei target sensibili di ampia dimensione, come possono essere le grandi aziende, magari perché il dato che hanno in casa è interessante, può essere rivenduto, può essere ceduto. Però oggi come oggi, diciamo, i criminali che cosa hanno capito? Hanno capito una cosa fondamentalmente semplice, che il dato è sempre più importante. Nel senso che il dato, oggi probabilmente molti di voi l'avranno sentito, rappresenta il nuovo petrolio dell'umanità, perché tutti noi produciamo dati. A livello lavorativo lavoriamo con i dati, produciamo dati, ma produciamo una notevole, vastissima quantità di dati anche a titolo personale. Pensiamo, che ne so, alle foto che salviamo sul computer, piuttosto che tutta una serie di dati che rappresentano per noi un valore spesso personale, simbolico, legato alle nostre esperienze. Diciamo, quello che una volta era più legato a una dimensione del tangibile, oggi viene traslato nella dimensione del digitale. E quindi spesso ci troviamo ad avere i computer, ad esempio, di casa, che contengono quella che è la nostra storia negli anni. Tipicamente, che ne so, possiamo essere una famiglia, all'interno le cose più preziose di solito che mi vengono riferite nel momento in cui si parla di computer non aziendali ma personali compromessi, paradossalmente sono le foto della prima comunione del figlio, del matrimonio, piuttosto che dell'ultimo viaggio fatto. Ecco, è chiaro che questi dati hanno un valore affettivo più che un valore, diciamo, di business, però hanno comunque un valore. E i criminali lo sanno bene, tanto è che oggi la forma, diciamo, più aggressiva di virus che c'è in circolazione, quello che viene chiamato ransomware,
quindi una forma virale, un tipo di infezione che ha come effetto quello di prendere possesso del computer e cominciare a cifrare i file, cominciare a mettere, diciamo, l'informazione che abbiamo dentro i nostri laboratori in uno stato non più leggibile. Quindi in qualche maniera non abbiamo più accesso a questa informazione, salvo poi fare che cosa? Chiederci un riscatto. Quindi i dati del computer vengono criptati e ci viene chiesto un riscatto, solitamente in Bitcoin, che è questa, diciamo, moneta digitale, perché oggi anche la dimensione del valore economico della moneta si è spostato verso un ambito prettamente digitale, che dalla sua ha la possibilità di essere difficilmente rintracciato, quindi un pagamento che per chi pensa da criminale sicuramente comporta dei vantaggi. Ecco, e ci viene chiesto di pagare un riscatto per riavere i nostri dati. Quindi questo tipo di minaccia è chiaramente fatta per andare a colpire quante più vittime possibili. Quindi, ad esempio, una differenza che c'era tra gli attacchi di qualche anno fa erano che tipicamente qualche anno fa noi avevamo a che fare con degli attacchi che spesso erano targetizzati, quindi l'attacco, la minaccia informatica era studiata per andare a colpire un determinato target. Oggi si spara sulla massa, nel senso che lo scopo è cercare di infettare quante più macchine possibili, che siano macchine di utenti privati nelle loro case, che siano macchine aziendali nelle aziende, che siano macchine all'interno di infrastrutture di servizio, come possono essere appunto gli ospedali o comunque governi o entità della pubblica amministrazione. Ecco, e chiaramente poi che cosa succede? Succede che alcuni di noi pagano perché vogliono riavere le chiavi per poter riavere accesso a queste informazioni. Salvo poi magari anche restare delusi perché, ahimè, tante volte nella logica di pagare un riscatto pensiamo di avere dall'altra parte, pensiamo che la controparte abbia una dimensione etica, quindi dice magari ti pago, mi dai la chiave. Ecco, diciamo che anche qui spesso si resta abbastanza scottati perché dall'altra parte abbiamo fondamentalmente dei criminali e quindi nel momento in cui incassano i soldi hanno raggiunto il loro scopo e non è sicuramente finalizzato a restituirgli la chiave. Ecco. E quindi tante volte oltre il danno anche la beffa, nel senso che uno si trova con i dati crittografati non accessibili, ha pagato un riscatto e non ha ottenuto, diciamo, nulla di concreto per poter sbloccare questa situazione. Ahimè, purtroppo però questo succede tante volte per nostra imperizia, perché clicchiamo in quel link dove non dovremmo cliccare, oppure perché abbiamo sottovalutato una condizione magari di valutazione di un contenuto informativo. E tante volte, diciamo, l'assetto che si viene a creare è ancora più complesso perché magari non avevamo studiato o strutturato una cosiddetta logica predittiva, dove dico, ok, mi hanno fatto il danno e adesso posso recuperare? Ma magari sì, perché potrei avere un backup dei dati, magari un backup recente dei dati. Ecco, qui cominciamo a scadere in modo abbastanza drastico, nel senso che poi, soprattutto a livello domestico, molti di noi non hanno la volontà, tante volte, diciamo, fare un backup, lo faccio domani, poi rimando un altro giorno, alla fine non lo faccio, oppure alla fine l'ultimo che ho fatto risale a 4 anni fa e quindi ho perso, diciamo, una quantità di informazioni notevole. Quindi, diciamo, a maggior ragione oggi, proprio perché non è più una questione di se, ma una questione di quando verrò attaccato, bisognerebbe cominciare a meditare su una nuova cultura della sicurezza dei dati, proprio perché queste minacce sono all'ordine del giorno e crescono progressivamente e crescono sfruttando proprio la nostra debolezza. Ok, qui vi ho riportato semplicemente, come dicevo prima, alcuni esempi che poi sono appunto
reperibili sulla stampa, quindi non andiamo a svelare nulla di riservato, o comunque non diciamo andiamo a ledere nessun tipo di logica di branding aziendale, perché ahimè purtroppo queste aziende sono già rimaste scottate. Però vedete, ad esempio, questa è un attacco che si riferisce a Benetton, e parliamo del 2014, quindi diciamo non è, come vi dicevo, nel corso degli ultimi anni gli attacchi, le minacce informatiche, i virus stanno facendo man bassa e stanno espandendosi gli effetti collaterali di danno che vengono fatti. Però diciamo la cosa interessante è che continuano ad aumentare. Questo è il caso di Benetton, a cui ad esempio fu sottratta, diciamo, questo era un attacco chiaramente targetizzato, un attacco che aveva come scopo quello di togliere valore, in qualche maniera di impossessarsi di un valore intellettuale di un'azienda, perché erano stati esfiltrati dei dati legati al disegno di una nuova collezione, diciamo, di capi, che poi sono stati replicati in qualche modo. Tenete presente che abbiamo a che fare anche con una situazione geopolitica profondamente mutata. Oggi il dominio digitale diventa il quinto dominio anche della guerra digitale, dove al di là di attacchi che sono legati, diciamo, a gruppi criminali il cui scopo è quello di arricchirsi, poi ci sono anche molti gruppi criminali che oltre ad arricchirsi hanno magari delle strette correlazioni con alcuni stati. Gli attacchi cosiddetti state sponsorship attacks, cioè sponsorizzati in maniera abbastanza velata, però poi molto, diciamo, riscontrabile da un punto di vista di analisi, a quelli che sono stati ostili. Ecco. Oggi di fatto tra i più pericolosi, anche qui inutile negarlo, nel senso che si può avvertire anche nella valutazione di quella che è l'informazione. Sicuramente la Cina, piuttosto che anche la Russia, sono delle entità che in qualche modo hanno dato dimostrazione di saper condurre, diciamo, degli attacchi in modo anche molto elaborato. Ecco. Per cui, diciamo, lo scenario oggi è veramente profondamente cambiato. Abbiamo tutta una serie di minacce che tra di loro si sommano e che possono veramente determinare un assetto critico. Tenete conto che poi alcuni attacchi sono finalizzati a prendere possesso, ad esempio, dei computer di una ignara vittima, per poi aumentare la potenza di fuoco verso un target, verso una destinazione. Sono i cosiddetti attacchi chiamati DDoS, Denial of Service, cioè una logica dove io, che sono l'attaccante, voglio colpire un soggetto ben preciso e non lo colpisco io direttamente. Uno, perché sarebbe più facile mettermi allo scoperto. Due, perché avrei una potenza di fuoco limitata nel colpirlo. Allora che cosa faccio? Comincio a infettare quanti più computer, quante più macchine, quanti più asset informatici trovo in giro per il mondo, e faccio in maniera che ognuno di questi asset, di ognuna di queste macchine che viene infettata, cominci a direzionare, diciamo, del traffico ostile verso il mio target. In questo modo moltiplico, anzi tante volte anche esponenzialmente, il fattore di fuoco che posso, quindi il grado di compromissione, la quantità di traffico malevolo che posso mandare a questo soggetto target, in una logica dove molto spesso le persone, o comunque diciamo, le macchine compromesse sono totalmente all'oscuro di esserlo, gli utilizzatori delle macchine compromesse sono totalmente all'oscuro di esserlo. E questo è quello che poi ha come effetti che magari un sito internet, piuttosto che un obiettivo, smette di funzionare. Perché? Perché ci sono nell'unità di tempo una quantità di richieste, diciamo, di accesso a quel sito, anomale ovviamente, che in qualche maniera saturano le caratteristiche di banda, piuttosto che la capacità di reazione di questo sito, rendendolo di fatto irraggiungibile. Ecco, anche questa è una tipologia di attacco che oggi viene molto utilizzata, soprattutto per
per quelli che sono dei siti chiaramente che possono erogare dei servizi online. Pensate, ecco, non è il caso, però, anzi, in quel caso lì sono stati accusati gli hacker, però di fatto diciamo che ci hanno messo del loro in una condizione già autonoma. Pensate a quello che è successo durante il periodo di pandemia, comunque sull'indisponibilità del sito INPS. Quindi un sito, diciamo, primario che permette di erogare servizi attraverso il sito e che in qualche momento smette di funzionare e non funziona per giorni. È chiaro che questo può determinare, diciamo, uno scenario di criticità per gli utilizzatori del sito, che sicuramente hanno bisogno di potervi accedere e di poter... supponete, ad esempio, altri siti critici sono i siti delle banche, perché oggi molti di noi, una stragrande maggioranza, opera online. Io è anni che non entro in una banca per fare un bonifico. Chiaramente apro il mio online banking e lo faccio agevolmente online. Nel momento in cui il sito non è raggiungibile perché ha dei problemi, è chiaro che ottengo un disservizio. Se questo sito non è irraggiungibile per diversi giorni, il disservizio può essere replicato e quindi può danneggiare, diciamo, a livello di collettività in modo più rilevante. Ecco, altri esempi, Geox ad esempio, altra azienda che ahimè purtroppo è stata colpita in qualche modo e che ha subito anche un notevole danno in termini di perdita economica. Vi citavo prima Eurols come tipologia di azienda, Luxottica recentemente purtroppo ha subito un attacco. Quindi vedete che tutti, chiaramente ecco, uno pensando a questi brand potrebbe dire sì, quello che si diceva prima, l'attacco sembra un attacco indirizzato solo a questi soggetti. È un attacco che continua, mi sento di dire, essere indirizzato a questi soggetti, ma che diventa anche un attacco che è indirizzato a tutti noi, perché potenzialmente ormai il target di questo tipo di minacce è ognuno di noi, ogni componente, diciamo, elettronico connesso in rete. E oggi sappiamo che sono più le componenti, sono più gli asset informatici che sono connessi in rete rispetto a quelli che non lo sono, dal telefonino fino proprio allo smart thing che in qualche maniera utilizziamo per la televisione in streaming. Ecco, tutti questi sono connessi in rete. Anzi, spesso sono dei dispositivi anche molto semplici e nella loro semplicità hanno delle impostazioni che in qualche modo ci rendono molto più vulnerabili come cosa. Ecco, quello che quindi io di solito propongo come assetto, come meditazione, se volete, come presa di coscienza, è proprio questo, di cambiare paradigma, ossia di pensare che nell'era in cui viviamo, potenzialmente, per l'uso che facciamo della tecnologia, siamo estremamente esposti ad attacchi di ogni tipo che possono avere impatto notevole sulle nostre informazioni, sui nostri dati. Questo sia a livello professionale che a livello personale. Allora bisognerebbe cominciare, secondo me, non pensare a ok, finora non mi è mai successo niente, potrebbe essere che non mi succeda niente ancora, e quando succederà, se succederà, ne prenderò coscienza e sceglierò come agire. Ecco, questo tipo di approccio che poteva andare bene per alcuni di noi qualche anno fa, adesso non va più bene. E quindi quale può essere una cosa, uno stimolo, diciamo, a fare qualche cosa che ci potrebbe dare una mano? Lo stimolo potrebbe essere cambio mentalità e quindi ragiono come se dovesse succedere, con la certezza che succederà. Ossia, che è quello che io chiamo approccio it will happen, quindi un approccio proreattivo. Ossia, mi metto in una condizione dove quasi simulo che avrò un attacco. Perché? Perché la probabilità nel tempo che anche io, che magari non sono nessuno, ho un semplice PC in casa, possa essere attaccato, oramai è talmente alta che diventa quasi, è una probabilità talmente alta che diventa quasi una sorta di certezza. E quindi ragionare in ottica proattiva mi permette potenzialmente di essere pronto, di farmi trovare pronto. Una domanda che mi piacerebbe porre a ognuno di voi è
Supponiamo che in questo preciso momento, tra un'ora, il vostro PC smettesse di funzionare. Chiaramente tra un'ora, così dico, così riuscite a finire di vedere questa diretta. Però supponiamo che un PC, o anzi vi riporto anche un esempio concreto. 2 settimane fa rientravo da Milano in auto, ero stanco, per cui ho fatto una stupidaggine che è stata quella di lasciare lo zaino con il PC all'interno dell'auto. Sono andato a cena, una cena di lavoro. Al ritorno all'auto ho trovato il vetro rotto e il PC mi era stato chiaramente sottratto, rubato. Ecco, in una condizione del genere, io invito a meditare quanto per noi potrebbe essere critico questo. Cioè, quanto male ci fa il fatto che fra un'ora il PC non sia più disponibile o domani mattina me lo rubino. Ecco, un approccio It Will Happen, meditato bene, strutturato bene, è un approccio dove in una condizione del genere noi rimaniamo sereni. Perché? Perché sappiamo che il danno, ma al di là del danno della macchina, nel mio caso, che però per fortuna è coperto dall'assicurazione, però io ero con un'altra persona che si era disperata per me, nel senso che ha detto, cavoli, il PC adesso hai perso tutto, possono accedere a tutti i tuoi dati, è un disastro. Io ho detto no, io sono estremamente sereno, ma anche perché nella mia esperienza professionale penso mi abbiano sottratto forse più di una decina di PC. Perché mi sentivo sereno? Perché dico, io ho con un approccio proattivo, mi sono messo in una condizione dove il danno massimo ragionevole che mi possono fare in quella condizione è limitato al valore economico di quel bene. Quindi quanto vale quel computer? Tra l'altro era anche un computer vecchio, stimiamo che abbia avuto un valore di 300-400 euro. Ok, quello era il danno massimo. Perché per quanto riguarda i miei dati, uno, da un punto di vista di chi lo trova può accedere ai miei dati. Sì, può accedere se ad esempio il computer non ha una password, se il computer non ha dei sistemi di protezione che permettano da subito di accedere ai dati. Nel mio caso, per il tipo di lavoro che faccio, ovviamente non ho una password, ho almeno 6 livelli di accesso all'interno del mio PC, quindi questo mi fa sentire ragionevolmente sicuro. Però anche nel quotidiano di ogni giorno, pensate banalmente a quanti di noi hanno lo smartphone, il dispositivo smartphone, che non ha nessun tipo di blocco. C'è la possibilità di mettere il codice, c'è la possibilità di mettere la combinazione, diciamo, sullo schermo di passaggio. Molti oggi hanno anche la combinazione dove lo posso sbloccare con l'impronta digitale oppure con, diciamo, il riconoscimento del volto. Quanto si sta a impostare questa cosa? Pochissimo. Quanto ci può essere utile a mitigare una minaccia? Tantissimo, perché pensate di perdere lo smartphone. Lo smartphone ancora più di un PC, tante volte oggi ha dei contenuti che sono strettamente confidenziali, personali. Perché? Perché lo usiamo sempre meno come telefono e sempre più come dispositivo multimediale. Facciamo le foto, registriamo i video, leggiamo l'email, WhatsApp, tutti gli strumenti di chatting. E quindi non avere un livello di protezione banale come quello già è il discriminante tra elevare notevolmente il rischio potenziale che queste informazioni vengano visionate, sottratte, trattate in modo non autorizzato, piuttosto che un certo livello di mitigazione. Quindi mi sono sentito sereno per questo. L'altra obiezione chiaramente era, ma i dati li hai persi perché li hai sul computer, sul PC. Anche qui mi sento sereno, perché ad esempio io lavoro con delle modalità sfruttando la logica del cloud, dove i dati di fatto non risiedono fisicamente sul mio PC, ma sono sempre in una condizione dove una parte di questi dati magari ci possono essere in un contesto temporaneo, ma poi tutti i dati sono in qualche maniera presenti su altri dispositivi sincronizzati. La logica del cloud, per usare una parola che si sente spesso. Chiaramente con delle logiche, nel mio caso, necessariamente più spinte su sistemi cloud votati a una sicurezza di un certo tipo. Comunque, al di là di quello, è chiaro che nel momento in cui il mio dispositivo lo metto in una condizione dove per accedere ho dei livelli di controllo,
I dati sono in qualche maniera presenti anche con delle copie da qualche altra parte. Banalmente nel PC domestico potrebbe essere il backup che io faccio, quindi i dati che io salvo su un'unità, su un disco esterno, che poi tengo a casa da qualche parte. Però magari fatto con una frequenza ideale, che può essere una settimana, un mese, sicuramente in funzione del tipo di dati che uno ha e del tipo di importanza che uno attribuisce a questi dati. Ecco, la necessità di avere un antivirus, di mantenerlo aggiornato, sono tutte cose che tendenzialmente oggi possono fare la differenza rispetto a dove viviamo e a come viviamo con la tecnologia. E quindi un approccio it will happen, che parte proprio da questo esempio pratico. Provate a pensare se domani il computer vi abbandonasse, quanto vi farebbe male questa cosa, quanto vi creerebbe un disagio, vi aprirebbe una problematica. Se la risposta è tanto, allora probabilmente questo approccio potrebbe essere qualcosa che come stimolo vi può aiutare. Se uno pensando ci dice ma no, sai, è abbastanza irrilevante per me perché questo ce l'ho, il backup ce l'ho, la password ce l'ho, il computer lo tengo aggiornato in qualche modo, ecco che le azioni di mitigazione ci sono e quindi siete già, tra virgolette, sulla buona strada. Chiaro che poi tutto questo, nella logica semplificata dell'utenza domestica, va riportato nei contesti di lavoro, nei contesti professionali, chiaramente con delle logiche un po' più elaborate in termini di progettualità della sicurezza. Però di fatto i principi che ci sono alla base sono sempre questi, ossia pensare a come fare le cose in modo sicuro, in maniera tale che nel momento in cui dovesse arrivare, perché arriverà, perché credetemi, ormai la probabilità di accadimento è quasi prossima alla certezza nell'unità di tempo. Quindi se non vi è successo ora, adesso non per portare iella o comunque per gufare, come si dice, ma è molto probabile che prima o poi vi succederà. E nel momento in cui vi succederà, è bene che siate in qualche modo pronti. Questo, tra l'altro, introduce un altro tema che spesso è, come vi dicevo, l'anello debole, per quanto possa sembrare paradossale parlando di tecnologie avanzatissime, resta l'essere umano, resta la sua capacità di interagire in modo corretto con le tecnologie e con gli strumenti, e quindi oggi la vera sfida, anche per noi professionisti che ci occupiamo di sicurezza informatica, non è tanto legata al dominio delle tecnologie, quanto al dominio del creare corretta consapevolezza tra noi esseri umani, che vuol dire formazione, vuol dire confronto, vuol dire sperimentare, fare delle prove, vuol dire anche non avere timore delle tecnologie, perché comunque le tecnologie nascono per agevolare la vita degli esseri umani. Tante volte non avere timore, non avere paura di sbagliare nell'utilizzo delle tecnologie. Però, diciamo, formarsi al corretto utilizzo delle tecnologie. Molti di noi oggi usano le tecnologie in modo improprio. Provate le nuove generazioni soprattutto, nel senso che hanno, ad esempio, un'altissima capacità di comprendere l'utilizzo, diciamo, operativo degli strumenti tecnologici, dei programmi, però tante volte non hanno la capacità critica di identificare quale sia il modo corretto di utilizzare queste tecnologie. E qui, ad esempio, ci sono delle minacce che non sono virus, ma sono rappresentate proprio da come io veicolo il dato all'interno di una tecnologia. Pensate a come spesso oggi usiamo e abusiamo di strumenti come Facebook o come i social network, e soprattutto magari le nuove generazioni che sono nativamente connesse. Ecco. Perché anche qui si nascondono molte insidie. Chiaramente magari chi di noi ha qualche anno in più riesce a traslare rispetto a quello che era il concetto non accettare caramelle da uno sconosciuto. Ecco, e ha ben chiara magari questa logica. Per le nuove generazioni spesso è difficile. Perché? Perché non si relazionano con un soggetto, con dei soggetti che sono umani,
lo fanno ad esempio quando entrano in contatto con i loro amici attraverso l'utilizzo dei social network, però spesso ad esempio entrano in contatto con delle entità che non conoscono. Mediamente parlate con un ragazzo di 15-20 anni, in questo anche forse meno, e vi dirà su Facebook ho 2000 amici, ok, quanti di questi amici conosci personalmente? Circa un centinaio, ok, e gli altri 1800 chi sono? Ecco, questo ad esempio può sembrare banale, ma costituisce un pericolo. Perché? Perché sono delle entità che io non conosco, con cui sono entrato in una qualche logica di contatto e che sono mediate dallo schermo. Non percepisco fino in fondo il pericolo di quello che potrebbe essere un'entità fisica che ho davanti, proprio perché non è fisica. E quindi anche su questo, ad esempio, la consapevolezza, la cultura, la formazione al corretto uso dei social network, soprattutto per chi ha il ruolo di educatore, di genitore, rispetto alle nuove generazioni, è una cosa molto importante. Mi rendo conto che spesso è sfidante, perché i ragazzi oggi hanno, come vi dicevo, hanno la possibilità, la capacità, la forma, diciamo, mentis di predisposta per un utilizzo massivo di questo tipo di tecnologie. E quindi spesso ci spiazzano perché usano lo strumento con più confidenza in termini di capire quali sono le potenzialità, le funzionalità. Spesso non hanno consapevolezza di quello che è un rischio intrinseco allo strumento. E anche questo costituisce una minaccia. Perché poi ci sono, diciamo, degli scenari che possono entrare in logiche davvero spiacevoli. Ecco, il miglior contributo che oggi potete darvi è quello di investire sulla consapevolezza che le minacce ci sono, che le minacce sono ormai strutturate per andare a colpire tutti in maniera indiscriminata, in funzione che in maniera anche, diciamo, correlata a tutte le classi dei dispositivi informatici che noi abbiamo, quindi si può prendere il virus utilizzando il computer, si può prendere qualche schifezza utilizzando lo smartphone, si può prendere qualche schifezza utilizzando qualsiasi dispositivo che di fatto è connesso in rete, e oggi ce n'è parecchi, e quindi una corretta consapevolezza su come andrebbero usati in modo adeguato questi strumenti è sicuramente il primo passo. Il secondo è di non spaventarsi troppo della tecnologia, perché spesso magari c'è anche chi legge un certo tipo di informazione, un certo tipo di notizie sui giornali, sulla stampa soprattutto, e magari ha come effetto quello di allontanarsi dalla tecnologia perché avverte un rischio troppo elevato. I rischi ci sono, ma vanno ponderati, vanno meditati in una logica corretta, perché le tecnologie sono degli strumenti, e sono degli strumenti che veramente oggi ci permettono di fare moltissime cose e di accrescere anche il livello di efficienza di ciò che facciamo. Per cui la sfida la vinciamo, secondo me, nel momento in cui riusciamo a trovare questo equilibrio tra consapevolezza nell'uso delle tecnologie e capacità di non lasciarsi sopraffare, diciamo, dalla paura dell'utilizzo delle tecnologie. Ecco, diciamo, io mi fermerei qui per quanto riguarda il mio intervento, proprio perché vorrei lasciare uno spazio adeguato anche a delle vostre curiosità, delle vostre domande, dei vostri pareri, qualsiasi cosa che vi possa in qualche maniera stimolare e su cui vi possa magari rispondere in termini di contributi. Eccoci qua, dottore, fantastico. Infatti ti ho anche citato parole sante, quindi questa qua per noi è come Vangelo fondamentalmente, no? Sì. Anche perché si cerca sempre di fare un po' di, come dice, cosiddetta cultura digitale all'interno delle organizzazioni, delle aziende, delle scuole, degli enti pubblici, alle volte con qualche insuccesso, alle volte con qualche successo. Effettivamente poi non viene mai, no, questa sicurezza, questa security awareness, questa consapevolezza della sicurezza non viene mai percepita al lato pratico subito, no? Ma perché mi stai proponendo questa cosa? Perché devo fare questa cosa qua? E chiaramente poi ci sono chiaramente persone come te che possono divulgare il verbo e farci rendere consapevoli di quello che effettivamente sta effettivamente succedendo, che poi
sono cose che non si riescono a palpare o sono tangibili finché effettivamente non ti succede. È come andare in giro per strada, se mai non è mai successo un incidente, non metto mai la cintura, però la volta che ti succede e non hai messo la cintura, ecco che è la volta buona che sì, magari se la mettevi forse era meglio. Non so, qualche curiosità, ma spiegaci un attimo, ma queste benedette organizzazioni criminali, ma è vero che sono organizzate meglio di un'azienda? Cioè di fatto esistono anche dei call center per chi vuole in qualche maniera così attivarsi o voler diciamo utilizzare degli strumenti malevoli? Sì, è proprio vero, nel senso che ora non ho qui sotto mano la slide, però diciamo c'è chi ha provato a fare un confronto tra quello che è il PIL dei paesi, quindi la capacità di generare ricchezza in termini proprio anche monetari dei paesi più sviluppati, pensando anche all'ecosistema del cybercrime. Quindi l'ha considerato come una sorta di Stato e ha visto dove si posiziona all'interno della scala del valore. Beh, come potete immaginare, al primo posto abbiamo gli Stati Uniti, al secondo posto abbiamo la Cina per capacità di generare reddito di PIL pro capite e al terzo posto salta fuori proprio questo ecosistema del cybercrimine. Quindi oggi il cybercrime riesce a generare un PIL che se fosse paragonato ad uno Stato sarebbe il terzo PIL mondiale. E quindi il giro di denaro e anche quindi la capacità di creare delle strutture è molto forte. Tanto è che poi vengono addirittura specializzati, quindi nel momento in cui io metto in piedi e lancio un attacco utilizzando un ransomware, che è quel tipo di virus di cui parlavamo prima, che cripta il computer, addirittura mettono proprio in piedi delle modalità dove c'è una sorta di... è come dire che io accedo a una sorta di servizio dove però dall'altra parte ho i criminali. Quindi posso contattare, addirittura esistono dei call center strutturati dove io chiamo un determinato numero e c'è l'operatore che mi spiega come fare per pagare il riscatto. Questo perché? Perché in realtà oggi tenete conto che la maggior parte delle associazioni criminali tradizionali, le mafie per dire, piuttosto che anche altri tipi di le organizzazioni terroristiche più o meno organizzate, oggi per loro è molto conveniente investire nel cybercrime. Perché? Perché innanzitutto è uno scenario molto utile per lavare soldi, fondamentalmente, per la parte del riciclo di denaro. E poi perché effettivamente le armi che possono costruire, mettere a disposizione, sono notevoli. Pensate solo che la differenza tra la guerra tradizionale e la guerra cibernetica. La guerra tradizionale richiede anche volumi, richiede spazi, richiede capacità di produzione di entità fisiche. Paradossalmente noi abbiamo stati che sono piccolissimi e che hanno una potenza di fuoco digitale che è notevolmente più alta di stati che sono 20-30 volte più grandi in termini proprio di spazialità geografica. E quindi anche questo dominio è interessante quanto impressionante. Mi suggeriscono alla regia che c'è una domanda. Sì. Daniela Paoli, grazie, molto interessante. Funzionano gli antivirus? Ecco, la domanda che fa Daniela è molto interessante. Allora, effettivamente l'antivirus oggi, se lo consideriamo, se noi pensiamo a quella che era la funzione dell'antivirus di qualche anno fa, si potrebbe quasi in maniera cinica azzardare una risposta che è no. Però di fatto poi nel tempo l'antivirus è andato evolvendosi. Quindi oggi quella che era la funzione dell'antivirus di qualche anno fa per come lo conoscevamo, quindi un semplice programma che ha lo scopo di valutare e isolare in qualche maniera gli agenti di minaccia correlati ai maggiori virus, di fatto non è più solo quello. Oggi quando noi compriamo una soluzione antivirus, quasi sempre la soluzione antivirus contiene delle logiche, delle funzionalità molto più evolute.
quasi sempre oggi gli antivirus sono in grado di anche identificare comportamenti anomali, classi o minacce, tipologie di infezioni che non sono tipicamente dei virus. Quindi, allora, l'antivirus oggi funziona, continua a funzionare, anzi, oggi diciamo che l'antivirus una volta era l'unico strumento che dovevamo avere, oggi forse è lo strumento di base a prescindere dal quale non si può pensare di andare di partire, ecco, tanto è che banalmente anche che ne so, uno pensa a un sistema operativo come Windows e vede che ha fatto degli sforzi enormi per integrare una soluzione, anche perché una volta l'antivirus dovevo comprarmelo, oggi compro Windows e già Windows implementa una soluzione antivirus che è il Defender, che è fatto anche molto bene, ecco. Chiaramente non basta, ecco, c'è da dire questo, quindi l'antivirus oggi funziona, sì, funziona per quella che è la sua funzione. Chiaramente, ad esempio, un antivirus non è in grado di discriminare se quella è un'email di phishing o meno, o perlomeno non riesce a farlo con una logica equivalente a quella che potrebbe essere la potenzialità dell'essere umano. Ecco, quindi la risposta migliore è funzionano? Sì, funzionano per una determinata classe di minacce, non per tutte. Quindi anche pensare, uno sbaglio potrebbe essere pensare che avendo solo l'antivirus sono a posto. Anche questa è una cosa da diciamo, squimilitare. Se ho solo l'antivirus, non sono totalmente a posto. Chiaramente l'antivirus potrebbe essere un ottimo strumento, almeno per, diciamo, per chi tratta i dati personali a casa, almeno potrebbe essere un buon strumento, no? Chiaramente poi insieme bisogna metterci un salvataggio dei dati, perché questo è anche fondamentale, perché chiaramente l'obbligo di salvarsi i dati è quasi imprescindibile ormai è diventato, e soprattutto quell'archivio dei dati porlo in un posto abbastanza sicuro, no? Presidente, lei aveva qualche domanda? Sì, l'ho scritta nella chat, nel senso, aspetta. quanto possiamo fidarci delle banche allora? Anche di smanettare a distanza. Anche questa è una domanda sicuramente legittima. Diciamo che oggi parimenti anche comunque le banche, è vero che dicevamo prima che i criminali investono, però investono anche notevolmente le banche. Gli istituti bancari sanno benissimo, le banche in generale sanno benissimo qual è il loro livello potenziale di esposizione. Quindi sanno benissimo di essere, diciamo, attenzionati quotidianamente da numerose forme di attacco, e quindi gli investimenti che fanno nel mantenere alti i livelli di sicurezza sono notevoli. Di fatto oggi mi sentirei di dire personalmente che la stragrande maggioranza delle banche che mettono a disposizione una modalità di accesso di online banking ha dei livelli di sicurezza che sono elevati. Spesso chiaramente siamo anche noi come utilizzatori che possiamo fare delle cose per aumentare questi livelli, ad esempio non utilizzare password banali, cambiare le password in modo frequentemente, con una frequenza diciamo tendenzialmente alta, utilizzare quanto possibile i cosiddetti multi-factor authentication, ossia la possibilità quasi sempre, anzi addirittura oggi delle cose che una volta erano un'opzione per quanto riguarda le banche, oggi sono diventate delle cose obbligatorie. Quindi nel tempo voi avrete sperimentato l'accesso all'online banking, username e password, poi vi hanno chiesto di cominciare a inserire anche un numero telefonico, perché oltre allo username e password vi mandavano un codice o vi mandano un codice per autorizzare ad esempio una disposizione sul cellulare, piuttosto che adesso l'evoluzione ulteriore è non ti mando più l'SMS, ma ti invito a installare un'app dedicata sul telefonino per evitare quello che è ad esempio il rischio dello SIM swapping, ossia del fatto che io posso clonare la SIM e quindi mi potrei mettere in una condizione dove posso ricevere esattamente il vostro SMS. Ecco, diciamo che sono molto attive, perché man mano che aumentano e che saltano fuori delle minacce o delle tipologie di attacchi che possono sfruttare le logiche combinate, reagiscono e propongono un'alternativa. È chiaro che tanto dipende da noi, perché se io accedo
a un sito di una banca da un computer che è infetto, è chiaro che, o da un computer che è infetto in una logica dove quel computer può trasmettere informazioni a qualcuno, è chiaro che posso compromettere la sicurezza dell'accesso a quel sito e quindi dell'accesso in banca. Però di fatto mi sentirei abbastanza sereno che sono sicure, questo sì. La nostra illustre socia Maria Rosa Girardi ci chiede, quindi oltre all'antivirus, quali strumenti o strategie usare? Ecco, questa è un'altra domanda molto interessante. Ecco, qui è chiaro che se parliamo di un ambito aziendale, comunque di riferimento di enterprise, siamo in una logica dove ci sono degli strumenti come ad esempio i firewall di rete, ci sono delle logiche complesse che andrebbero in qualche maniera progettate o comunque fatte valutare ai sistemisti, agli esperti, diciamo, delle reti o comunque della gestione. Per quanto riguarda invece la dimensione più prettamente personale, sicuramente l'antivirus è una cosa, poi sicuramente come sicurezza, come diceva anche Andrea, avere dei sistemi di backup che permettano il salvataggio del dato, quindi la protezione ex ante, come si dice. Poi esistono anche degli strumenti che permettono, che però sono sempre all'interno magari della soluzione. Infatti oggi non è che si parla più di antivirus, ma si parla di soluzione di security. Perché? Perché magari il produttore dell'antivirus oggi non fa più l'antivirus. Io compro un pacchetto dove c'è l'antivirus, c'è l'anti-malware, c'è l'anti-spyware, c'è magari il meccanismo che fa il rating dei vari siti che navigo e mi segnala se c'è un sito sospetto. Ecco, per cui una soluzione di questo tipo qui può già dare un suo beneficio. Chiaramente non è più un antivirus, ma è una serie di tool in cui c'è l'antivirus e altre cose più evolute. Però la cosa paradossale è che la miglior cosa oltre all'antivirus è l'utente consapevole. Quindi l'utente formato, l'utente che si accorge che se va sul sito della banca deve vedere che in alto ci sia scritto HTTPS, ci sia un lucchetto. Deve accorgersi e deve valutare che c'è un'anomalia e quindi quel sito della banca, piuttosto che del sito che sta navigando, ha delle leggere imperfezioni in termini di traduzione del testo, per cui non è il sito reale ma un sito contraffatto. E niente meglio dell'utente consapevole ci può mettere a riparo. Rido perché sono casi che nel corso degli anni insomma, abbiamo visto, documentato, vissuto e quindi sappiamo benissimo di cosa stai parlando. Vediamo se ci sono altre domande, qua non mi pare. Chiaramente tutto dipende anche da come noi utilizziamo la rete, il PC, perché è chiaro che se facciamo quali siti navighiamo, tipicamente che tipo di utilizzo facciamo. Chiaro che se io utilizzo i siti, utilizzo internet per navigare su siti in dubbia fattezza, piuttosto che per fare delle azioni come scaricare musica da certe cose, è chiaro che più la mia postura, diciamo, di navigazione è audace, più tendenzialmente mi espongo dai rischi. Quindi meno siti si frequentano, meglio è, più o meno. Beh, o perlomeno più siti si frequentano nella logica in cui questi siti hanno un livello di riconoscimento, una reputation, Sì. diciamo, notevolmente Sì, conosciuta. siti sicuri è più sicuro, è tutto più sicuro. Esatto. E se c'è una mail strane o cose strane, diffidare. Esatto, quello sì, a maggior ragione, ecco, in alcuni casi è vero che anche lì le logiche sono sempre più elaborate, perché oggi arrivano delle mail che spesso traggono in errore anche noi, che siamo abituati a vederle ogni giorno. È chiaro che banalmente, io faccio sempre l'esempio conosco un carissimo amico che mi ha detto mi hanno portato via le credenziali della banca, e io gli ho detto che banca hai? Lui mi fa Fineco, ok, e ti è arrivata che mail? Mi è arrivata un'email che mi diceva che dovevo dare le credenziali, sì, ma di che banca era? Intesa San Paolo. Gli ho detto, ma sì, al di là della tecnologia, ragioniamoci un attimo, se tu hai Fineco, esatto, ti arriva un'email da Intesa San Paolo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però oggi succede anche questo, ecco. Anzi succede Intesa San Paolo che aveva acquistato la Fineco direttamente. Esatto, proprio esatto. Potrebbe essere, però ad esempio il consiglio che do io è perlomeno vado prima a cercare se trovo qualche, perché potrebbe essere, però dico, se Intesa dovesse acquistare Fineco, sicuramente avrei qualche ritorno sulla stampa,
perché sì, sarebbe conviene una notifica sempre... che fa un certo... E quindi mi informo, provo a capire se può essere reale questa cosa o meno. Conviene chiamare in banca e sapere, chiedere, insomma. Sì, Ad anche a me esempio. sono arrivate delle mail strane, ho chiamato in banca, mi hanno detto, guardi che Ecco, sì, sì, esatto, quella è sì. la cosa migliore. Paradossalmente la cosa che facciamo meno, che è quella di tornare a utilizzare i canali comunicativi tradizionali. Vado in filiale piuttosto che telefono in filiale. Una curiosità, nel caso Lazio invece lì cosa è successo di preciso? Così per dare una chiarezza su quello che era accaduto, visto che ha fatto anche un po' di clamore e soprattutto per la quantità di dati sensibili, visto cosa è stato attaccato, che sono andati in causa. Ok, allora vi risponderò ovviamente dicendo solo quanto esiste già di Sì, pubblico sì, e chiaro. conosciuto, avendo avuto anche un ruolo all'interno di questa vicenda. Allora, è chiaro che quella che è l'ipotesi, o diciamo tra quelle che sono le ipotesi che oggi sono più accreditate, anche perché in realtà spesso per determinare esattamente, ecco, qui c'è un discorso che spesso ha delle logiche tipiche del giornalismo, dove chiaramente devo trovare quella che è la condizione per fare notizia, perché tipologie di attacchi come quello spesso hanno un iter di analisi e di valutazione molto complesso, che richiede anche un determinato tempo per riuscire a essere sicuri di capire qual è l'origine. Quindi spesso magari viene attribuita una causa e comunque anche una conseguenza in un tempo, in un istante temporale dove chi si sta occupando dell'analisi è ancora ragionevolmente impegnato a fare l'analisi. E quindi su situazioni del genere è sempre bene aspettare un tempo congruo. Comunque, diciamo, l'ipotesi che ho accreditata è quella che il tutto sia partito da potenzialmente un utilizzo non consono, diciamo, di un computer in modalità smart working, quindi di un dipendente che utilizzava un computer diciamo al di fuori del perimetro dell'organizzazione, collegandosi chiaramente con una modalità anche ragionevolmente sicura che era la VPN all'interno dell'organizzazione di lavoro, ma utilizzando un computer, diciamo, non configurato ad hoc per una logica di sicurezza. Ecco. E quindi questo ha permesso un'infezione. Poi questa è una, diciamo, delle dimensioni più accreditate, ce n'è molte, c'è anche chi pensa che ci fossero degli attacchi silenti. Secondo me, al di là di quella che poi sarà la reale condizione di quello che è successo, perché secondo me servirà ancora un po' di tempo per comprenderlo in profondità, è una dinamica che è successa a moltissime aziende, anche qui in Friuli, chiaramente con una visibilità minore rispetto al Lazio, però il Covid ha fatto da catalizzatore su questo, perché spesso noi ci siamo trovati, pensate alle piccole e medie imprese che magari non sono pronte per questo genere di condizione, che si sono trovate dall'oggi al domani a dover dire a 10 persone che lavoravano in azienda stai a casa e lavora da casa, in una condizione dove magari il concetto era lavora da casa, però io azienda non sono pronta, ad esempio, per darti un portatile aziendale configurato con tutti i crismi che vorrei avere in azienda. E quindi utilizza il tuo portatile e ti colleghi alla mia infrastruttura, dove magari il portatile però è tipicamente un portatile per uso promiscuo, posso usarlo io, mia moglie, i miei bimbi, e quindi non so esattamente qual è il livello di sicurezza. Potrebbe essere che magari i ragazzi navigando in un certo modo si sono tirati dentro qualche schifezza, un'infezione, e io andando a collegarmi, diciamo, all'infrastruttura aziendale comprometto totalmente quello che è l'accesso. Vedete che abbiamo delle domande. Allora, Anche questa è una domanda. Daniela Paoli dice, vedevo ancora prima, mi pare che da queste infezioni guadagnano più i produttori di antivirus. Quindi magari lascio poi la parola a te, Manuel, ma posso rispondere che per quello che è la nostra esperienza, adesso c'è da dire che gli stessi produttori di antivirus, oltre a chiaramente adottare queste tecnologie che possiamo definire quasi delle intelligenze artificiali,
se vogliamo, all'interno delle macchine stesse, in realtà propongono e stanno sempre di più proponendo dei veri NOC, cioè dei veri SOC, cioè delle vere e proprie squadre di persone human che dall'altra parte fanno la stessa cosa che fanno gli attaccanti quando di fatto hanno iniettato qualche schifezza all'interno del nostro computer. Quindi l'antivirus sì, ti avvisa, ti cerca di bloccare tutto quello che può bloccarti attraverso tutta una serie di sofisticazioni, ma in certi determinati casi, chiaramente in ambiente soprattutto enterprise o business, ormai c'è la tendenza ad avere proprio delle persone dall'altra parte che come un grande fratello ti guardano e ti monitorizzano e in tempo reale interagiscono con dei potenziali attacchi. Quindi in realtà sono veramente, come dire, in trincea e in guerra fondamentalmente, perché sono proprio davanti in prima linea a rispondere a questi attacchi. Cosa dici tu, Manuel, di questa cosa? Sì, condivido. Poi fatto che... sul virus c'era ancora una domanda. Sì, ho visto, sì. Infatti ci sono due domande. Sì, allora, innanzitutto il fatto che non sono, cioè, sicuramente i produttori di antivirus guadagnano e continuano a guadagnare. C'è da dire che intanto osservate qual è oggi la necessità di avere l'antivirus. Come vi dicevo prima, se io installo Windows come sistema operativo, ho già oggi una soluzione proprietaria di Microsoft, quindi senza dover spendere €1 in più, già molto efficace. Detto tra noi, comunque, ad esempio, il prezzo degli antivirus si è livellato molto verso il basso. Oggi comprare un antivirus di una delle marche, diciamo, più conosciute vuol dire spendere 20-30 euro l'anno con una logica di rinnovo, che sono dei prezzi che a livello di incidenza sono più bassi rispetto a quello che era comprare un antivirus qualche anno fa, proprio perché c'è una dimensione di quasi naturalezza, è scontato avere un antivirus oggi. Diciamo che i produttori di antivirus magari in passato, c'è chi dice che ci sono stati dei periodi di magra rispetto alle infezioni che erano disponibili e quindi erano loro stessi, che comunque sono delle leggende metropolitane perché in parte non sono state dimostrate. Secondo me sicuramente loro guadagnano come qualsiasi fornitore di tecnologia, non guadagnano tanto quanto guadagnano gli attaccanti, questo sicuramente ve lo posso garantire. Anche perché veramente oggi la differenza, diciamo, è notevolmente più alta. Invece, per quanto riguarda un'altra domanda che sento fare molto spesso, che è quella legata ad altri sistemi, come possono essere i sistemi Linux o i sistemi Mac. Molti di noi utilizzano sistemi di casa Apple. Ecco, quindi ma il computer che non usa gli antivirus come il Mac è sicuro. Allora, diciamo che ci sono due elementi utili per rispondere a questa domanda. Uno è capire innanzitutto perché c'è una diffusione così alta di virus per Windows. Ovviamente perché, come vi dicevo prima, a maggior ragione oggi abbiamo a che fare con delle logiche dove il cybercrime genera profitti, chiaramente illegali, però profitti. E quindi costruire un virus, costruire una minaccia da un punto di vista proprio di chi la deve costruire, programmare, non è un'impresa facile. Richiede del tempo, richiede delle competenze, richiede delle tecnologie. E quindi a livello di business è chiaro che io come attaccante, se devo creare qualcosa che poi deve riuscire a generarmi valore e quindi deve avere un tornaconto, lo faccio per quello che è la classe di sistemi operativi più diffusa. Quindi oggi, se noi prendiamo 50 utenti, 3 usano Linux, 4 usano Mac e tutti gli altri usano Windows. Quindi è chiaro che dovendo creare un virus vado a crearlo per quella classe di sistemi operativi che è più diffusa. Però questo non rende immuni gli altri, nel senso che esponenzialmente, tra l'altro, stanno aumentando anche le minacce che sono in grado di compromettere i sistemi Mac, quindi i sistemi iOS di Apple, perché sta proporzionalmente aumentando l'utenza che utilizza questi strumenti. E poi c'è da dire un'altra cosa, quindi non pensate che se avete, diciamo che ragionevolmente sono dei sistemi operativi che sono meno esposti in termini probabilistici e di percentuale a delle minacce, però non sono immuni da minacce. L'altra cosa da dire è che spesso chi utilizza questo tipo di sistemi operativi diventa, diciamo, un veicolo inconsapevole di un'infezione, nel senso che io potrei avere un file
che è un file che permette di propagare un'infezione per Windows, che potrei leggere su un computer Mac, non avvertendo nessun effetto, ma potrei involontariamente, senza saperlo, poi condividerlo con un utente che utilizza Windows. E quindi diventerei, diciamo, il cavallo di Troia inconsapevole del generare questa minaccia, del propagare questa minaccia. Quindi è chiaro che, ad esempio, banalmente un antivirus, esistono anche dei sistemi antivirus per Apple, per il mondo Mac. La logica spesso è quella di dirci che quell'entità lì contiene un virus, in maniera tale che noi ce ne accorgiamo e non lo propaghiamo, soprattutto a chi utilizza altri sistemi come Windows. Comunque sì, di fatto questa logica è legata più alla probabilità, chiaramente, però si potrebbe dire che in termini probabilistici i computer Mac sono un po' più sicuri. Un po' meno rischio, insomma, a livello percentuale. Esatto, un po' meno rischio è meglio che un po' meno rischio, esatto. È più corretta. È bravissimo. Insomma non dovevamo parlare di virus, non dovevamo parlare più di pandemia da Covid, siamo finiti virus, antivirus, è un incubo, insomma, non se ne viene fuori però da questo virus. Però in questo caso mi sembra che essere Novax non convenga, insomma, in questo caso. Cioè, no, mai non conviene essere Novax. A maggior ragione nella parte, per noi, da un punto di vista digitale, proprio non conviene in questo momento. Sì, anche dal punto di vista sanitario non conviene. Comunque speriamo che quel 15%, 20% che ancora non risponde all'appello si ravveda, magari vedendo questa cosa sui virus, dove sicuramente sui virus dei computer, dove sicuramente conviene essere non portatori sani o come adesso appunto l'Apple che fa il portatore sano per gli altri computer, insomma. Infatti mi guarderò bene da rispondere alle tue mail, Giorgio. Assolutamente, sì. Adesso che lo so. Sì. Beh, io ho l'Apple, ma sì, ho 2 siti, 3 siti, non guardo, sì, non ho nessun social tranne... Ecco, si è interrotto. È stato attaccato. Una curiosità, così giusto per parlare, l'attacco, perché Dio non voglia che abbia detto questa cosa qua, per l'amor di Dio. La famosa blackout del nostro blasonato super social di cui non facciamo nomi, c'entra nulla con potenziali o eventuali ci sono state su Facebook, sui social c'è stato veramente il mondo di gente che ha detto qualsiasi cosa rispetto al potenziale attacco o qualcosa di guasto. In realtà lì è stato un guasto, mi pare proprio... Sì, in realtà almeno per le informazioni che abbiamo sembra che il tutto sia stato determinato da un errore umano esatto, all'interno, diciamo, dello staff. Quindi è stata fatta un'azione, probabilmente cioè, si è fatta un'azione sbagliando che ha determinato quel tipo di impatto. Quindi anche perché tipicamente riprodurre un attacco targetizzato di quel tipo lì penso abbia delle logiche difformi da quello che è il risultato che si è ottenuto. Sempre di errore umano si parla, però. Ecco, bravissimo. È comunque una logica dove alla base c'è sempre un errore umano. In questo caso è un errore umano magari legato a dei criteri di specializzazione, quindi hanno sbagliato tecnici, però anche i tecnici sbagliano. Nel senso che nessuno di noi, cioè l'uomo è fallibile per definizione. Ecco, è rientrato... Ti hanno attaccato, Giorgio? Vedi, non bisogna mai fare gradarsi. Sono rientrato col telefonino, però non so, vedi che avevo parlato del virus, quelle robe lì, e subito c'è stato qualcuno che Tac. È strano perché il computer sembra collegato, invece il telefonino funziona, ma funziona sempre col wifi, non so, insomma. Si vede che è così, insomma. Bene, comunque ci sono altre domande, ci sono altre cose, possiamo... Le domande e gli argomenti sarebbero veramente infiniti, però insomma abbiamo già fatto 1 ora e mezza, anche il dottore sarà stanco perché ha già parlato tantissimo. Quindi... sì, è stata una
Ho visto che hai partecipato anche alla Privacy Week, sì. Hai fatto una super esposizione, immagino. Abbiamo parlato di evoluzione delle normative legate alla protezione delle infrastrutture critiche, che è un tema molto caldo in questo momento. Presidente. Aspetta, adesso mi collego col computer, vediamo se funziona. È un bellissimo soffice in legno. Eccoci qua. Devi spegnere il telefonino. Ecco, eccola. Ok, bene. Dopo questo disguido finale, come era successo una serata con la chiusura, cioè eravamo con la Costituzione, c'era la chiusura, proprio alla chiusura il presidente Mocchi è scomparso dalla giusta punizione per i presidenti, insomma. Esatto. È stata una serata molto interessante, abbiamo sicuramente imparato qualcosa. Come al solito bisogna essere prudenti, soprattutto noi come usufruttori, e poi prendere tutte le precauzioni possibili, fare backup spesso, avere un buon antivirus e poi casomai avere anche un buon consulente come abbiamo avuto questa sera. È stata veramente una bella serata. Poi io spero che con il dottor Cacciti ci si veda ancora, magari nel club o insomma nelle prossime riunioni. Sarà un piacere nostro vederci di persona, così possiamo anche ricambiare per la serata che è stata istruttiva e penso che abbiamo fatto un buon servizio come Lions informativo. Abbiamo cambiato virus, ma insomma prossimamente cambieremo ancora, perché parleremo al prossimo web in realtà, il prossimo proprio è quello con Cimolai, il 29, a cui do appuntamento a tutti, venerdì 29 ottobre abbiamo un incontro con Cimolai che ci parlerà di grandi opere in acciaio in Italia e nel mondo. Sicuramente sarà una bella serata, molto istruttiva come questa, insomma. Quindi grazie di nuovo al dottor Cacciti, grazie ad Andrea per aver condotto la serata, grazie a Giorgio, il regista, che ci tira le orecchie se non abbiamo la luce giusta e se non abbiamo tutto a posto. E ci vediamo. Sì, è il suo lavoro. E ci vediamo la prossima, allora. Va bene? Perfetto. Buona serata. A tutti, buona serata. Grazie a voi, buonasera a tutti. Sì.